Sì, io credo proprio di sì, perché a questo punto lo spartiacque è indipendentismo oppure andare avanti così come sono andati questi anni qua. Il governo centrale sta svuotando le regioni anche di quelle competenze, quelle poche competenze che le regioni avevano sino ad oggi, quindi a questo punto non possiamo più aspettare, dobbiamo decidere o da soli, Veneto indipendente, oppure aggregati a un sistema italico che ci porterà veramente alla rovina. Oggi è il 23 di gennaio, parte un'iniziativa straordinaria di Indipendenza Veneta che è quella di coinvolgere le municipalità, ovvero i sindaci del Veneto, così come hanno fatto gli amici catalani, in una assemblea permanente aperta per dare attuazione alla legge 16 o comunque per riproporre la stessa legge nel caso in cui la legge dovesse essere bocciata dalla consulta il 28 di aprile. Noi abbiamo un unico obiettivo, quello dell'indipendenza, e l'indipendenza non si fa distrarre dalle competizioni per le regionali, ma anzi diventa protagonista inserendo nel dibattito delle elezioni regionali proprio il tema dell'indipendenza, come un tema che non è stato attuato in questa fase finale della legislatura e che comunque deve essere attuato nella prossima. Tutti parlano, i candidati che sono già sul campo per la presidenza del Veneto, da Zaia alla Moretti, mi pare anche i 5 Stelle, vedremo se ce n'è qualcun altro, parlano solo e soltanto di autonomia. Non hanno capito che il Veneto ha bisogno di indipendenza, che l'indipendenza è voluta dalla gente, che i sondaggi sono in questa direzione, che quindi bisogna interpretare questo bisogno e questo progetto di cambiamento. Noi ci siamo, da oggi lanciamo la sfida, o indipendenza veneta o morte italiana. Siccome il Veneto vuole vivere, noi vogliamo vivere, siamo qui per combattere questa sfida, in modo democratico, in modo pacifico, per via istituzionale, non improvvisata, non spontanea. Finora abbiamo attuato iniziative molto serie, abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme a sostegno della legge 16 e siamo convinti che oggi la legge 16 è centrale nel dibattito di quelle che sono le elezioni per il rinnovo di quello che noi vogliamo sia e sarà il Parlamento del Veneto.